Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un uomo di 41 anni, cittadino italiano, residente in provincia di Udine, è stato arrestato dalla polizia della questura di Pordenone in quanto deve scontare la pena di 5 anni e 10 mesi di reclusione per reati di natura finanziaria. Il latitante è stato scoperto durante un servizio di vigilanza autostradale in prossimità del casello di Portogruaro tra la 28 e la 4, attingendo a informazioni contenute negli archivi informatizzati delle forze dell'ordine. Gli agenti hanno scoperto che sull'uomo, che si trovava alla guida di un veicolo, pendeva un mandato di arresto europeo per appropriazione indebita di denaro per episodi riferiti al 2012. È stato chiuso nella casa circondariale di Udine. 4 abitazioni sono state visitate nella notte dai ladri a Cono di Rosazzo, tra le vie Papa Giovanni XXIII e dei Pini, Magro e Bottino, per i malviventi, considerando che a parte un colpo che ha fruttato 700 euro, gli altri non hanno superato i 30 euro. In compenso però i danni sono stati ingenti, dai 500 ai 1000 euro per ogni casa. Denuncia è stata sporta ai carabinieri della compagnia di Palmanova. È stato presentato questa mattina al centro Balducci il dossier statistico Immigrazione 2022 che fotografa i flussi migratori rimasti stabili in Italia rispetto agli anni scorsi nonostante la variabile ucraina. Durante la presentazione è emerso come il sistema di accoglienza resti comunque sottodimensionato in regione. Più poveri e meno occupati, spesso precari, oltre che meno istruiti degli italiani. Gli stranieri in Italia sono poco più di 5 milioni, l'8,8%, dato che sale al 20,3% nel caso di minori. Sono questi alcuni numeri della 32esima edizione del dossier statistico immigrazione, realizzato dal Centro Studi e Ricerche IDOS. Il dossier di 500 pagine in Friuli Venezia Giulia è stato presentato al Centro Balducci di Zugliano per la prima volta, senza la presenza di Don Pierluigi Di Piazza, ricordato in apertura dei lavori dal prefetto di Udine, Massimo Marchesiello, e da quanti sono intervenuti. Don Paolo Iannacone, presidente del centro, ha posto l'accento su una narrazione mediatica delle migrazioni quasi isterica, spesso non aderente alla realtà. La fotografia dimostra come la rotta del Mediterraneo e quella balcanica siano le più battute e pericolose per i migranti, saliti a 281 milioni nel mondo, un terzo dei quali migranti forzati, compresi i 14 milioni di profughi ucraini, 153.000 accolti in Italia. Nel 2021 sono state 53.000 le domande di asilo, raddoppiate rispetto al 2020, il 42% accettate, di cui un terzo con lo status di rifugiato. Sono 72.000 gli stranieri accolti nei centri di accoglienza e sono sempre in maggior numero i minori stranieri non accompagnati. Per quanto riguarda la scuola, sono 865.000 gli studenti stranieri nell'anno 2020-2021, in calo dell'1,3%. I 2/3 sono nati in Italia. Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ha sottolineato come la vera cifra dell'immigrazione in Italia è la stabilità. Non c'è alcuna invasione, gli ingressi sono quasi nella totalità dei casi regolari, ha detto. L'accoglienza ha visto numeri in calo, ma in Italia il sistema è sottodimensionato, ha ricordato Schiavone. Il 2021 è stato un anno catastrofico, con persone stipate nelle caserme pollaio, e su questo il Friuli Venezia Giulia ha concluso è in coda in Italia, con i progetti di accoglienza sempre più ridotti e perfino in chiusura. Quanto al Friuli Venezia Giulia, gli stranieri sono 116.000, il 9,7%, dall'Europa arriva il 64%, poi ci sono Asia e Africa, Romania, Albania, Serbia, Ucraina e Bangladesh le nazionalità più presenti in regione. Un quarto degli stranieri è presente in Friuli Venezia Giulia per lavoro, un quinto per protezione internazionale e la gran parte è frutto di ricongiungimento familiare. I lavoratori stranieri sono 1 su 10, 44% impiegati nell'industria, il 10% nell'edilizia e il 14% nel lavoro domestico. I disoccupati infine sono il 9,3%, dato migliore in Italia assieme al Veneto. Con i 267 milioni di euro di questa manovra sosteniamo in modo concreto tutti i comparti economici del Friuli Venezia Giulia in un momento di forte difficoltà a causa dell'aumento delle bollette energetiche. Questo è il commento dell'assessore alle finanze Barbara Zilli dopo l'approvazione in Consiglio regionale ieri sera dall'assemblamento di bilancio autunnale.
Risorse veramente straordinarie in questa fine parte 2022, siamo convinti che siano utili per sostenere tutti i comparti, dalla sanità alle infrastrutture all'efficientamento energetico degli edifici, con il fondo speciale voluto dal Presidente di 100 milioni di euro, alla questione relativa alla tassazione IRAP, dove abbiamo permesso lo slittamento del secondo acconto IRAP a giugno in sede di saldo, quando effettivamente il dovuto è evidente, e c'è anche quindi una liberazione di risorse importanti in questo momento per le nostre aziende, che hanno bisogno di liquidità per sostenere le loro attività davanti ad un caro energia che ancora non termina, e davanti anche all'incertezza legata al 2023, che appunto tutti preannunciano come un anno di grande recessione. Quindi noi abbiamo cercato di dare risposte in tutti gli ambiti possibili. È chiaro che non possiamo ovviamente sostituirci allo Stato, ma nel nostro territorio regionale, per quanto può un solido bilancio regionale, abbiamo messo a disposizione queste importanti risorse, e siamo convinti che su questo passo costruiremo anche la legge di bilancio, sulla quale stiamo lavorando insieme agli assessori, per proporre all'Aula un altrettanto documento importante sia dal punto di vista finanziario che delle scelte. La 18ª edizione della Fiera del Lavoro del Friuli Venezia Giulia segna un doppio primato, un nuovo record di aziende partecipanti e la presenza di realtà straniere che hanno scelto l'evento di Udine per ricercare i profili professionali di cui hanno bisogno. 80 le imprese aderenti che in 2 giorni di colloqui, l'11 e il 12 novembre, offriranno 890 posti di lavoro. Mai così tante aziende partecipanti, nemmeno prima della pandemia. È l'interessante premessa con la quale si prepara ad andare in scena la Fiera del Lavoro Friuli Venezia Giulia, organizzata a Udine da ALIG, l'associazione dei laureati in ingegneria gestionale. Quest'anno appuntamento doppio, venerdì 11 novembre la giornata riservata ai colloqui online, sabato 12 incontri in presenza one-to-one e il talk show al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Sono 80 le imprese, per la prima volta anche straniere, pronte ad offrire 890 posti di lavoro per 2 giorni di colloqui. E per la prima volta abbiamo delle aziende straniere, e abbiamo 2 aziende danesi e 3 aziende austriache che vengono a selezionare ragazzi friulani, apprezzando il loro alto profilo. E come ospite d'eccezione quest'anno abbiamo Paolo Bonolis. Diventa un'occasione formidabile per mettere a disposizione di tutti i neolaureati e non solo la possibilità di un'interazione diretta anche in una cornice piuttosto informale con le aziende, e questo credo che per un'università sia assolutamente importante, perché prevede non solo di creare un percorso formativo che deve essere di qualità, adeguato ai tempi, ma anche di costruire delle opportunità per poi la collocazione nel mondo del lavoro. Credo che iniziative come queste siano state in questi anni quelle che hanno permesso anche ai centri per l'impiego di avere una nuova visione dei servizi del lavoro delle persone. Da iniziative come queste sono nati i nostri Recruiting Day, sono nati i nostri corsi di formazione su commessa aziendale, quindi quella garanzia di un percorso di inserimento lavorativo. Da iniziative come queste è nata la nuova visione del mercato del lavoro, che vede necessariamente tutti gli attori coinvolti in maniera diretta e importante a metterci la faccia. Abbiamo accolto con favore come amministrazione comunale di Palmanova questa iniziativa dell'ALIG, cioè gli associazioni laureati in ingegneria gestionale, che ci hanno offerto veramente una grossa opportunità di fare conoscere Palmanova dall'alto. Ha deciso di dare come premio a chi sarà premiato il volo gratuito in elicottero. Far provare l'ebbrezza di utilizzare i droni ai futuri geometri e apparecchiature che saranno sicuramente un loro strumento di lavoro, e questa iniziativa promossa a Magnano in Riviera dall'Istituto Magrini Marchetti, che con insegnanti e studenti hanno incuriosito alcuni ragazzi delle medie giunti da diverse parti della provincia, in modo da agevolarli nella scelta della scuola superiore da poi frequentare.
I droni noi del Crossocat li utilizziamo per effettuare dei rilievi aerofotogrammetrici, quindi per effettuare dei rilevamenti più velocemente che con gli strumenti topografici. L'entusiasmo di questo studente di quinta delle Magrini Marchetti è quello che si è voluto trasmettere oggi pomeriggio assieme ad altri suoi colleghi insegnanti in questa sorta di orientamento attivo nei confronti di chi oggi frequenta le medie e che domani potenzialmente potrebbe iscriversi all'Istituto Gemonese. 6 droni a disposizione che sono stati fatti volare sul cielo sopra l'area sportiva di Magnano in Riviera alla presenza del dirigente Marco Tommasi. I geometri li stanno già usando perché ormai la tecnologia è matura e quindi possono tranquillamente usare questi strumenti per rilevare molto più velocemente, in maniera molto più precisa, la struttura del territorio, la morfologia e le dimensioni del territorio stesso. Un'area adatta proprio per le manovre con il drone che molto probabilmente verrà riutilizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Roberta Moro e dal vice sindaco Giuseppe Ermacora. La nostra struttura è una tra le più eccellenti del Friuli Venezia Giulia ed è una struttura che si presta, oltre che per questi eventi, anche per qualsiasi tipo di sport, insomma. Mobilità ciclistica in Friuli Venezia Giulia, la Regione ha incontrato Trieste Comuni e altri soggetti per accordi di programma relativi alla realizzazione e progettazione di nuovi percorsi ciclabili. Mobilità ciclistica come scelta di sistema. Il Friuli Venezia Giulia, unica regione in Italia ad aver approvato lo scorso agosto un piano per la mobilità in bicicletta, il Premoci, ha raccolto ora l'interesse di comuni e altri soggetti del territorio per 3 accordi di programma in altrettante aree strategiche del territorio. Lo ha sottolineato il presidente della regione Massimiliano Fedriga, che con l'assessore Pierpaolo Roberti ha incontrato le realtà coinvolte nella progettazione e realizzazione di nuove piste ciclabili. Lo stanziamento iniziale è di 8,2 milioni di euro che, è stato detto, può essere implementato. Un primo passaggio importante che certifica la volontà della regione Friuli Venezia Giulia di puntare forte su un tema che è quello della mobilità sostenibile, e penso che l'incontro di oggi abbia un altissimo valore simbolico anche per le tipologie di accordi di programma che vengono presentati. Da una parte la mobilità sostenibile sulla mobilità casa-lavoro, quindi con anche aziende del territorio che vengono coinvolte in questa importante progettualità, e il secondo accordo di programma, un accordo che ha una valenza regionale perché coinvolge uno snodo logistico importantissimo, centrale sulla nostra regione, come quello di Trieste Airport, e il terzo che invece ha una valenza ancora diversa, che è quella di attrazione turistica. Quindi quasi casualmente oggi non solo diamo questo avvio importante, questo slancio importante, ma che abbraccia tutti i settori della mobilità sostenibile su cui, ripeto, la regione vuole puntare forte perché pensa che siano il futuro. E il punto d'orgoglio in una giornata come oggi, oltretutto, è il fatto che tutto questo percorso è stato fatto in tempi rapidissimi. Se pensiamo che il Premoci, prima regione ad adottarlo in Italia, è stato adottato in agosto di quest'anno, e da agosto la direzione ha saputo correre, non soltanto per approntare questi accordi di programma e definirli con gli enti locali e le aziende del territorio coinvolte, ma anche per trovare e reperire le prime risorse da stanziare per cominciare con gli investimenti che verranno concessi ed impegnati entro la fine di quest'anno. Quindi è una giornata positiva e speriamo e auspichiamo che questi siano i primi 3 di una lunga serie di accordi di programma che arriveranno a essere sottoscritti in questa regione. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità, appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione, buona giornata.